Grazie FC. Allora, ho parlato per quasi 3 minuti. Grazie FC, ho parlato per quasi 3 minuti. Comunque, riprendo un po' il discorso, che se qualcuno fa delle domande ridondanti che sono già state fatte, mi raccomando di capire che le salterò via, per il semplice fatto, o me o il Degara, per il semplice fatto che dobbiamo dare spazio ad altre persone. Comunque sapete già del sito, il sito del capitano, si possono scaricare 20 book con circuiti radianici e quadranti radiostesici, che poi questo qui, e poi per chi vuole acquistare il ciondolo magico sapete che è questo. Bene, poi tutto il resto, se non lo avete capito, è che noi facciamo anche riti nello shop, si possono acquistare anche riti operativi. Non chiedeteci in privato cosa costano se non prima che facciamo un consulto su misura, perché ogni rito, ogni lavoro è a sé. E poi ci vuole il proprio tempo. Non veniteci a dire io sono andato da un altro che mi dice Roma e Toma. Cioè noi lavoriamo come lavoriamo, se vi va bene i prezzi sono quelli che vi diciamo e il lavoro funzionerà ma a suo tempo. Bene, grazie FC che adesso mi dice che si sente. Iniziamo dalla prima domandina. Adesso vediamo la nostra amicizia, Agata. Vediamo un po' se questo Maurizio del 63 ancora ha dei sentimenti per la signora Agata. Vediamo un po'. Se Maurizio del 63 ha i sentimenti per la signora Agata. Che è del 65? Beh, sembrerebbe di sì, eh? Sembrerebbe che il pendolino ci dica che c'è ancora qualcosa che bolle in pentola. Per gli amici di Facebook mi raccomando iscrivetevi alla piattaforma StreamYard perché se no le vostre domande sono irricevibili, l'abbiamo spiegato in tutte le salse. È gratuito, o se no vi iscrivete ai nostri canali YouTube e fate la domanda da lì. Bene, vediamo un po' Agata e Maurizio se c'è sentimento lui è sposato. C'è un cambiamento, Agata, c'è un cambiamento, tu sei una donna forte, vedo che sei una donna forte, però c'è un cambiamento in atto, o un viaggio, adesso non conoscendo nulla di te, l'attendibilità della risposta è sempre dal 60-70% massimo, quindi non si possono chiedere miracoli perché non avendo la foto, il cognome e via dicendo, comunque diciamo che sei una donna forte, o c'è un viaggio o c'è un cambiamento importante e virtuoso che va a vantaggio tuo. Vediamo un po' cosa ci dicono oggi le sibille per Agata. E il... Ah, sì, dai, vediamo un po' Agata. Sembra che la situazione... Allora, vediamo un po'. Nel passato c'è stato... Aspetta che vorrei accendere anche la luce per fare in modo che le sibille si vedano meglio. Ecco qua, così vediamo. Allora, nel passato vediamo che Agata ha avuto un flirt, no? Però c'è magari qua la moglie o qualcuna che insomma gli ha attaccato duramente. Vedo qui un attacco, vedo che c'è stato un rammento. Il flirt c'è stato, però sei stata male, vedi? Si vede che c'è stato un gelo, anche lui. Questo flirt non è che, come si dice, cioè è una rosa con delle spine. Ecco, la mettiamo giù in modo diplomatico, senza ferire nessuno. Vediamo che c'era qualche spinuccia e poi un flirt che è andato forse preso con troppa leggerezza. Insomma, c'erano più spine che Agatha che petali in questa rosa nel passato. Nel presente io ti vedo che tu aspetti che lui torni, però sembra quasi che la cosa sia un po' forzata
perché deve restare segreta. Il sentimento c'è, perché vedo che qui c'è stato il sentimento, ma poi c'è state delle situazioni un po' inclinate, un po' bloccate. Tu sei molto speranzosa, questa è la linea del presente e da tenere in considerazione, perché vedo, no, che la cosa lui la vorrebbe tenere segreta, però vedi, gelosia, freddura. Quindi il sentimento nel presente sembra che vada in cantina, si nasconde un pochettino perché un po' è segreto, un po' ci sono delle gelosie, ma anche forse lui ha anche paura materialmente che possa succedere qualcosa con la moglie a livello finanziario, perché c'è la gelosia. E poi c'è il prete che è sempre una freddura, insomma, qualcosa veramente che questo cristiano, chiamiamolo poi amico, no? Questo Maurizio ha paura. Quindi nella linea presente il sentimento sembra che sia andato in cantina, sebbene nel passato c'è stato un fuoco. Nel futuro vediamo se c'è questo sentimento, ma io vedo entrare una donna giovane, o lui ha una figlia, oppure sta entrando una giovane donna che bloccherà questo sentimento e purtroppo sarà questa giovane donna, o giovane donna, può essere anche una novità che non si sa ancora, vedo che sarà fortissima nei prossimi mesi, quindi il sentimento proprio scende. E ti vedo piangere, ti vedo piangere perché tu scoprirai che molto probabilmente il Maurizio molto probabilmente ha a cuore questa donna giovane. Poi vedo un'altra cosa, vedo che tu però resterai sempre un po', vedi, carta la matrice, resterai sempre un pochettino, um, tra virgolette, eh, nel cuore, cioè ti starà sempre nel cuore questo signore e vedo che molto probabilmente c'è qualche possibilità di sentimento. Il sentimento non è proprio morto, sebbene lui farà molto probabilmente un occhiolino a una donna più giovane, che non si capisce bene, visto che non ti conosco, non si capisce bene Agata se è una figlia oppure è una new entry, una novità che attualmente non si conosce ancora, ma si vede entrare nei prossimi mesi. Ma l'importante è l'esito che ci dice come andrà a finire questa storia. Vedi, c'è denaro, tu che sei praticamente triste e lui con gran signore. Allora, come si potrebbe interpretare questo finale? Beh, nel senso più laico possibile, mettiamolo giù così, qui si potrebbe parlare che, vedi, qui prima c'è stato un sentimento che ritorna, perché l'Imineo è la carta del sentimento. Però vediamo che ci sono dei interessi molto probabilmente materiali, ma possono essere anche intellettuali, che ti sbilanciano un po', che ti vedo malinconica. Però dopo entreranno in scena due personaggi o due facce della stessa persona. Sembra quasi che il sentimento lui ce l'abbia, oppure, vediamo un po' per... lui potrebbe essere proprio questo gran signore che cercherà di dar da fare. Quindi, come si può interpretare questo futuro? Allora, attualmente la cosa sembra estremamente bloccata, sembra che il sentimento sia in cantina. Poi verrà questa giovane donna, questa giovane nuova donna, no? Che, come abbiamo visto, romperà un po' questa situazione, ancora peggio. Poi vedo qui veramente che la situazione è drammatica, però tu non demorderai Agatha e si vede che chi la dura la vince, c'è nel compensa l'unione. Poi purtroppo c'è una questione materiale che gira, non so se è questione intellettuale o questione di soldi, però ti vedo triste. Ma lui poi vedo che nei tuoi confronti sarà ben disposto nel futuro. Vedi, queste sono due carte che fanno capire che la situazione... O lui ha un figlio, non si capisce da questa domanda che è molto nebbiolosa, diciamo così. Comunque qui si vede che lui è in un certo senso ben disposto nei tuoi confronti. Quindi non per adesso, ma nel futuro sicuramente ci sarà un ritorno di fiamma, anche se lui è sposato. Devi avere pazienza, è un uomo che ha un valore, perché ho visto che è un gran signore, certamente ha un occhio anche un pochettino disposto anche verso una giovane che magari non conosciamo ancora, magari tu la conosci, ma
non si sa. Bene, allora, scendiamo, vediamo un po' che c'è un'amicizia che si chiama Vincenza. mm. La Vincenza del 73 dice: ho dovuto chiudere il negozio per Covid, riprenderà alla riapertura. Allora, Vincenza, se mi dici che tipologia di negozio è, non so, un fiorista, un macellaio, un cartolaio, che tipo di negozio è, Vincenza? Mm. Ah, ecco, ecco qui che la nostra Agata, eccola qui, l'Agata dice sì ha figli e poi in fondo fa, ecco, vedi, Agata, se già queste informazioni le scrivevi nella domanda, la stesa veniva ancora meglio, si riusciva a capire certi punti e quindi di conseguenza, ecco, la figlia si è capito che è questa donna che nei prossimi mesi vi metterà il bastone, vi metterà i bastoni fra le ruote, quindi attenta. Allora, vediamo un po'. La nostra Vincenza è che dice che ha piante orientali, esoterico, detersivi. Leggo bene? Detersivi. Quindi la nostra Vincenza è di Facebook, che chiaramente si è iscritta, ha fatto tutti i passaggi, ci chiede se ha dovuto chiudere il negozio per Covid e vediamo un po' se riaprirà. Mm. Bene, quindi vedete l'importanza, scusa a Vincenza che parlo anche per gli amici che hanno visto la stesa dell'Agata, vedete l'importanza di scrivere più dettagli si hanno e più effettivamente le sibille si riescono a interpretare nel modo corretto. Quindi adesso vediamo se la nostra cara amicizia Vincenza, che nel 73 riaprirà il negozio. È un negozio esoterico, se ho capito bene. Mm. Vincenza, la situazione non è proprio facilissima. È un sì al 60%. Adesso valutiamo bene la situazione. Pietre, cristalli, detersivi, insomma, un bel negozio esoterico. Vediamo un po'. Poi vedo, cari amici, scusate, ma prima di questa partenza vedo anche la nostra Hildegarda che saluta tutti, dice buongiorno a tutti, buongiorno Manetto, buone letture, grazie Hilde, grazie che sei sempre nei nostri pensieri. Bene, la nostra Hildegarda ci saluta, quindi siamo già sulla strada giusta se c'è la Hilde che ci guarda. Bene, adesso vediamo la nostra Vincenza, se questo negozietto come si riaprirà per il Covid. È una situazione difficile un po' per tutti. Vedo che ci sono delle situazioni difficili, vedi già in Vincenzo, la situazione non è facile, perché vedi qua la nemica, cioè la nemica in questo caso qua non può essere solo il Covid, ma vedo che ci sono delle problematiche, c'è nervosismo e poi vedi il denaro, no? Questa è una carta molto particolare perché in questo caso visto che sappiamo già, ci ha dato la dritta giusta che il negozio è chiuso e la nemica sta a indicare che la situazione è difficile ma non invincibile. Vediamo ancora. Bambino, pensiero, ammalato, insomma, un passato difficile quel negozio lì. Sembra però che ci sia una persona che grande che ti voglia aiutare. Ma guarda, mettiamo a favore di camera della nostra amica Vincenza e vediamo un po'. Allora, il passato recente, cioè chiaramente non ci vuole la sfera di cristallo, ma vediamo che di pensieri c'erano situazioni difficili, giù di morale, nervosismo, tu che pensavi come risolvere la situazione e poi
c'è stato un cambiamento, che purtroppo il cambiamento sembra proprio che sia andato in una direzione che non era auspicabile. Quindi il passato ultimamente è stato importante e difficile. Il presente vedo che c'è una persona grande, una persona che ti vuole bene, che ti potrebbe aiutare per il contratto. E tu sei una donna che attiva, una donna che in un certo senso, senza il certo senso, una donna che si dà l'anima per il negozio, per l'attività. E sembra che da lontano arrivi un uomo che ti voglia aiutare, una persona importante, grande. Però poi vedo nel futuro dei messaggi tramite chat, tramite sms, telefono, dei messaggi importanti che però ti lasceranno ancora un po' basita. Vedi che sei triste qui, Vincenza. Insomma, sembra che l'uomo sì, ti possa aiutare per il negozio, per l'attività, però avrai delle notizie che non saranno estremamente popolari, estremamente positive. In futuro poi vedo ancora purtroppo che, vedi, questo qui è una carta che può essere interpretata come legge, come freddura e vedo ancora purtroppo l'omaggio prezioso che può essere pieno o vuoto, però vedi è seguito da un gatto e il gatto può essere o un'opportunità o una falsità, ma visto che la situazione abbiamo già capito dalle stese, dalle sibille precedenti che è difficile, quindi sembra che venga una freddura e ci sono delle notizie non interessanti, non importanti, non positive, importanti sì, ma non positive. E il finale com'è? Io vedo che sei una donna che si dà molto da fare, però vedo che ci saranno dei blocchi e vedo, le sibille ci dicono che dei blocchi nascosti, cioè nel senso che il negozio sembra bloccato e ci sarà gente, no, non dico lo Stato, non fraintendetemi, ma questo sistema di, come si potrebbe definire, di dittatura farmacologica, vedi, che cerca in un certo senso di frenare. Però tu sei una donna forte, Vincenzo. Sei una donna forte e speranzosa. Quindi non ti farai abbattere da quello che avverrà nei prossimi mesi. Vi ripeto, le sibille vanno massimo 6-9 mesi, nei colpi più fortunati arriva anche 12 mesi, ma più in là poi brancolo nel buio. E parla di eventi, quindi la situazione attuale come si potrebbe interpretare? Che attualmente ci potrebbe essere nella linea presente una persona che ti verrà in aiuto, un gran signore che cercherà insomma di fare dei contratti con te, magari il contratto d'affitto o via dicendo. Poi una catena di situazioni difficili da affrontare, una catena di situazioni difficili da affrontare, ma tu non perderai mai la speranza, vedo che sei forte, dinamica, ci saranno dei blocchi importanti, situazioni in cui cercheranno di rubarti la pace, ma vedo che sarai speranzosa. Quindi non buttare la spugna, alla fine le sibille fanno capire che sei una donna vincente. Certamente queste sibille non fanno capire che ci sarà un'apertura in cui ci sarà un successo immenso. Fa capire che ci saranno delle leggi molto probabilmente che metteranno ancora di più il bastone fra le ruote. Ma tu alla fine sembra con la carta speranza che non molli. Quindi non mollare, sebbene le sibille facciano capire che sia difficile. Infatti il pendolino l'aveva detto, pendolino sarà dura, sarà difficilissima, però alla fine sembra che ce la fai, resisti. Bene, andiamo a vedere un po'. E chi è che abbiamo qua? Abbiamo il nostro Mirko. Voilà. Il nostro Mirko che dice che Maria Grazia troverà un amore il 5 gennaio del 62. Vediamo un po'. E voglio ricordarvi che giustamente la nostra Vincenza ringrazia. Vediamo un po' il Mirko. Cosa dice il Mirko? Il Mirko cosa dice? Vuole sapere se troverà un amore importante, Maria Grazia. Poi fa delle giunte dopo il Mirko. Aspettate un po'.
no. Mirko, sì. Maria Grazia, sì. Sì, ok. Allora, Mirko dice che Maria Grazia chiede se Maria Grazia avrà un amore importante. Voilà, vediamo un po' se ci sarà questo amore per la Maria Grazia. Ma sembra che qualcosa di positivo si faccia avanti, eh? Sembra che qualcosa di importante esca allo scoperto, Mirko, per Maria Grazia. Vediamo un po'. Sibille, ditemi per Maria Grazia, del 62, se ci sarà un grande amore. Beh, vedo che c'è... allora, lei sta pensando a qualcuno molto in mente di valido, di importante, qualcuno che ha già conosciuto nel passato. Mm, e vedo che in fondo c'è oppure qualcuno, uomo, sta pensando a lei e sta cercando di, perché qui si parla anche di uomini che in un certo senso vorrebbero conquistare Maria Grazia. Vedo che c'è qualcuno che pensa alle qualità di questa ragazza, di questa signora, scusa, e sta lavorando con molto entusiasmo, e vi voglio dire che la consonante sorpresa è la seconda carta più importante delle Sibille come fortuna. Vediamo un po'. Mirko, ma la Maria Grazia ha figli? Perché vedo che c'è una donna sposata. Se ci sei, Mirko, aggiornaci se la Maria Grazia ha figli, così vediamo un po'. Perché nel passato c'è stato sicuramente un amore, ma poi c'è stata una situazione un po' così, che entra in scena una donna e attacca una donna sposata. Non si capisce bene chi è questa, o donna con figli. Però vedo che poi la Maria Grazia è innamorata di qualcuno e nel passato lo sta pensando. È molto probabilmente qualcuno che ha già avuto e con cui è stata bene. Quindi nel passato, se non si ha l'informazione se lei ha avuto figli o ha figli, oppure magari una sua concorrente aveva figli, comunque io vedo che c'è una situazione in cui entra in scena una donna pericolosa che attacca la sua stabilità e lei è, tra virgolette, innamorata di qualcuno del passato con cui stava bene. Nel presente vedo che da lontano arriva un po' di confusione. Confusione, o c'è un viaggio o un cambiamento, no? Però vedo che per il momento c'è più confusione che entusiasmo. Poi cosa possiamo vedere qua? Possiamo vedere che c'è in un viaggio o in un cambiamento un contratto, sembra quasi un'unione con qualcuno. Quindi nel passato vediamo che ci sono state delle difficoltà e lei amava una persona che ha già avuto, no? La sospira, la pensava spesso. Nel presente da lontano sembra che arrivino delle notizie che non sono felici, delle notizie estremamente negative in cui lei è nervosa, no? O è una situazione difficile, vedo che c'è un cambiamento di magari o ha già un amore o ha avuto un amore oppure avrà un amore, perché qui c'è proprio un fidanzamento quasi. E poi infatti vedo che ci sarà uno scambio epistolare con qualcuno, magari che è anche orgoglioso, e vedo scoccare l'amore. Quindi è nascosto questo amore qua, ma sembra che nel futuro prossimo sembra uscire allo scoperto. Poi però lei si rende conto che questo amore che è nato magari anche via social oppure magari per conoscenza, perché vedi c'è la sibilla questa sibilla qui, no? Delle mail, delle chat, dei social, delle comunicazioni da lontano, e vedo anche che c'è l'orgoglio e nascerà appunto un flirt fisico più che altro. Però andrà in cantina, perché? Perché vedi il soggetto che lei incontrerà nel futuro sarà molto probabilmente una narcisista e cosa succede? Lei lo vedrà andare via.
Quindi molto probabilmente avrà un flirt importante, ma sarà delusa perché poi lui prende e se ne va. Ma alla fine come va a finire? Io vedo un ritorno di qualcuno che sicuramente lui anela tua sorella, ma è una persona che lei conosce già e vedo che è anche un ritorno fortunato. Quindi diciamo che nei prossimi tempi potrebbe conoscere una persona importante per la sua vita, ma poi lui se ne andrà perché è un narcisista e poi vedo invece una situazione estremamente importante di un ritorno e vedo l'amica che potrebbe essere o un amico o lei che all'inizio, o come si dice, vorrebbe essere amica, però lui la pensa molto, questo ritorno qui, vedi, lui è innamorato delle qualità di tua sorella e vedo che c'è anche la fortuna, no? La fortuna, quindi io direi sì, che c'è qualcuno di importante nel futuro, il prossimo sarà un tipo che è meglio schivare e poi alla fine, fra massimo 6-9 mesi, ci dovrebbe essere il ritorno, ma forse lei lo sta già pensando qua, vedi? Questa persona importante che sarà un grande amore, ma è già stato un amore. Bene, cari amici, abbiamo fatto la nostra mezz'oretta di live. Grazie di essere stati qui, di avermi fatto le domandine. Vi ricordo lunedì sera il The Garda nel suo canale. Ormai abbiamo una piattaforma. Vi ricordo anche che se ci sono persone che vogliono un consulto privato, sia il The Garda che Cameretta Veneziana sono sempre disponibili, 20 euro 45 minuti. E bene, vi aspettiamo numerosi come si dice, ogni volta che ci proponiamo. Vi ricordo anche che se fate sempre la stessa domanda, noi cercheremo di evitarla per il semplice fatto che diamo spazio a tutti. Bene, grazie cari amici di avermi seguito e alla prossima, ciao!